Cari amici di Verde a Nord-Est, ve l'avevamo annunciato nel nostro sommario, siamo qui a Cavalese in occasione della desmontegada delle capre e siamo anche qui in occasione della premiazione del concorso dei formaggi di Malga. Alla mia destra Paolo Campi, casaro del caseificio di Cavalese, alla mia sinistra il presidente Saverio Trettel. Allora, presidente, una grande manifestazione, giunta alla 9ª edizione, si progetta già in occasione del decennale qualcosa di veramente importante. Diamo un po' di dati sul caseificio di Cavalese. Grazie. Il caseificio di Cavalese è una struttura cooperativa sorta nel 1966-67 e operativa nel 68. Era nata allora con circa 250 associati. Quindi quest'anno i 40 anni. Ma no, sono passati. Sono di più? Sì. Dovrebbe essere un altro anno, il 2009, il quarantennale. Probabilmente penseremo. Quanti soci e la produzione? Attualmente siamo circa 100 soci. 102, 103 mi pare, con una produzione di 55.000 quintali di latte all'anno conferiti, oltre a circa 2.000 di latte caprino. Ecco, allora parliamo con Paolo Campi, casaro. Allora, abbiamo visto la premiazione, stanno scorrendo nel frattempo le immagini, una grande partecipazione. Visto che oggi faremo vedere ai nostri amici da casa la desmontegada delle capre, delle caure, come si dice in dialetto trentino, allora parliamo un po' di questi formaggi caprini. Quali sono le caratteristiche peculiari? Sicuramente la caratteristica principale del caprino di Cavalese è sicuramente che è prodotto interamente a latte crudo, e una caratteristica importante è che viene appunto prodotto con dei fermenti che produciamo noi in caseificio, fermenti assolutamente naturali, e quindi anche la stagionatura, che è molto elevata, va dai 3 ai 5 mesi. Ecco, è un prodotto che si può consumare quindi fresco, ha anche delle caratteristiche per essere stagionato. Sicuramente produciamo sia caprino dolce, quindi fresco, che stagionato. Il caprino fresco è formaggio dolce al latte pastorizzato. Produciamo delle cacciatelle da 3 etti, da 1 chilo e da 3 chili. Produciamo anche la ricotta di capra, che è altamente richiesta. Questi formaggi sono molto richiesti, specialmente, diciamo così, dalle mamme, per via delle allergie che hanno, che sono sempre. Ecco, diciamolo, i formaggi caprini sono consigliati soprattutto visto che le allergie alimentari, le intolleranze si sono abbastanza diffuse. Sono sempre più frequenti, oltre che per il tasso di colesterolo più basso del latte vaccino. Ci sono anche problemi di allergie, di intolleranze al latte vaccino. Ecco, quindi un alimento sano e che aiuta. Noi ringraziamo il presidente del caseificio, Paolo Campi. Nel frattempo mi ha raggiunto uno dei padroni di casa, perché qui sono tanti, l'assessore Tiziano Mellarini, che, posso dirlo, è un amico di Verde a Nord-Est, perché noi abbiamo seguito le iniziative del suo referato. Tra l'altro, assessore, lei è anche responsabile di Trentino SPA, quindi per quanto riguarda la promozione veramente a 360 gradi di quella che è la realtà del Trentino. Un evento questo importante, che rappresenta l'identità autentica del territorio trentino, di questa splendida valle, la Valle di Fiemme, con la presenza anche di un caseificio che ha percepito ancora qualche anno fa, e oggi sempre di più, di essere un elemento trainante, un elemento, o meglio un cuore pulsante di quella che è l'identità del territorio trentino. Innanzitutto con un prodotto di qualità e che oggi è apprezzato da parte del consumatore, apprezzato soprattutto dagli ospiti che arrivano nel nostro territorio, in questa valle, e che credo darà grandi soddisfazioni proprio all'impegno che viene profuso da parte delle maestranze, da parte della dirigenza, proprio perché loro si sono attivati nel dare il proprio apporto, il proprio contributo, nel fare quel marketing, un marketing direi straordinario,
che è fatto di bellezze ambientali, di bellezze paesaggistiche, ma soprattutto anche di prodotti di qualità che si privilegiano alla quantità. Per questo noi riteniamo doveroso questo apporto costruttivo nei loro confronti, proprio per guardare al futuro, alle dinamiche che oggi la globalizzazione ti pone di fronte. Noi siamo in una terra che è aperta alla globalizzazione, però che mantiene ben evidente quelle che sono le tradizioni, la storia, i valori che sono ben ramificati sul nostro territorio, grazie soprattutto all'apporto del mondo zootecnico, un mondo che, lo ripetiamo, è fatto di dedizione, ma potremmo dire di una grande vocazione al mantenimento dell'ambiente, ma anche di dare seguito a quello che è stato un processo di crescita che è iniziato nell'immediato dopoguerra del primo evento mondiale, nel secondo evento mondiale. Chi saliva in montagna nel periodo estivo ha frenato uno spopolamento della montagna stessa, e la montagna è un bene non solo per le persone che vivono solo in montagna, ma soprattutto anche chi vive in fondovalle. Una battuta velocissima, Assessore, l'attenzione del suo referato si concentra anche sul fatto di far passare a livello europeo, abbiamo sentito, l'ha ricordato prima, la diversità dell'agricoltura in montagna. Ma deve essere, questa è una scelta obbligata, perché la montagna è un elemento, direi, di un'importanza vitale, strategica anche per chi vive in pianura, per chi vive nel fondovalle, e chi opera in montagna deve avere la giusta attenzione, che è fatta di scelte legislative e anche di un grande apporto. Questo noi l'abbiamo riscontrato anche in una grande, direi, opportunità che viene data al mondo agricolo, che riguarda il piano urbanistico provinciale, cioè il cuore della pianificazione territoriale, che proprio il collega di valle che opera in questa valle ha gestito con grande professionalità. Bene, io ringrazio Tiziano Mellarini, sempre un piacere averla come ospite ai nostri microfoni. Siamo in compagnia di Mauro Gilmozzi, assessore alla pianificazione e all'urbanistica, nonché abitante qui di Cavalese, originario di Cavalese, per cui assessore lei gioca in casa. Allora, l'importanza, assessore, di queste manifestazioni e soprattutto l'importanza della programmazione a livello urbanistico per quanto riguarda la regione Trentino. Guardi, l'agricoltura di montagna è un settore per noi strategico, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio di gestione del territorio. È un'attività che ha a che fare proprio con la nostra identità, quindi bisogna difenderla e dall'altra bisogna sostenerla. Per difenderla si usano gli strumenti urbanistici, noi abbiamo appena fatto il piano urbanistico che segna le aree agricole di pregio come beni intoccabili, quindi abbiamo messi proprio al primo posto della pianificazione, ma dall'altra bisogna cercare anche di aiutarla sulla strada della qualità, e quindi manifestazioni come queste servono soprattutto a promuovere la qualità del formaggio di montagna, ricercando quelle nicchie, quei sapori che possano sostenere anche un prezzo. Il costo della produzione del latte in montagna non è minimamente comparabile con quello della pianura, e quindi da questo punto di vista noi non possiamo adottare una strategia standard. Allora la Desmontegada delle Caure è nata a suo tempo, io non sono solo abitante di Cavalese, sono stato anche sindaco e quindi il promotore di questa iniziativa, è nata proprio per coltivare questa idea che si possano fare anche cose un po' speciali, e questo sta succedendo e quindi ci rincuora, perché diamo così una mano, come dicevo all'inizio, sia all'agricoltore che anche al territorio. Noi ringraziamo l'assessore Mauro Gilmozzi, ex sindaco di Cavalese, e continuiamo nella visita di questo magnifico capoluogo della Val di Fiemme. Buon lavoro e grazie.